io prima del mio socio, abbiamo deciso di cercare un'attività diversa dal solito di allevamento e dopo varie ricerche siamo venuti a capo di un'idea che era quella degli alpaca. Siamo andati a visitare il più grande allevatore d'Europa, che è in Trentino, e poi abbiamo deciso di partire. Dopo qualche mese abbiamo pensato di accostare all'allevamento una cultura di qualcosa, e anche lì, per non essere da meno di cose un po' strane, abbiamo deciso di partire con lo zafferano, che non era... Adesso si sta già espandendo di più, ma già 2 anni fa se ne parlava molto meno di adesso. Che animali abbiamo visto oggi? Abbiamo visto gli alpaca e i lama. In questi animali si usa solo la lana, 6 volte più calda di quella di pecora, però con loro facciamo varie attività come il trekking ogni domenica, il sabato. Poi il ricavato principale deriverà più che altro, perché per adesso l'abbiamo fatto solo una volta, dalla vendita dei cuccioli. Avete vinto anche un premio. Sì, abbiamo vinto l'Oscar Green friulano come l'azienda più innovativa l'anno scorso della regione. Mio padre ha iniziato negli anni 70, si è spostato dalla Bassa Friulana, si è spostato in questa zona, quindi Pedemontana Pordenonese, e girando un po' le campagne ha scoperto queste vecchie viti madri. Ha parlato con i vecchi coltivatori, con i vecchi contadini, ha fatto ricerche storiche e è venuto a sapere di queste vecchie varietà con nomi strani. Quindi parlo di varietà dal nome di Forgiarin, Piccoli Neri, Uccelutes, Ciaglin. E qui è stata la base di partenza, perché si è talmente incuriosito che ha voluto riportarle alla luce, quindi le ha ripiantate insieme ai nostri amici vivaisti e noi facciamo da sempre solo queste varietà. E quindi noi cerchiamo di far riscoprire le varietà, ma anche portare la gente sul territorio, che è fondamentale per questa zona un po' al di fuori dai giri turistici. Ad esempio, come in questa occasione abbiamo portato persone da fuori, quindi sempre in provincia di Pordenone, ma che magari non conoscevano la zona, e le abbiamo fatto anche degustare con un pranzo anche altri prodotti del territorio. Quindi vi parlo del succo di mela, della composta di cipolle, la cipolla della Valcosa, anche allevamenti di conigli, sempre per valorizzare quello che abbiamo qui, e secondo me è una cosa molto molto importante, ecco. Abbiamo iniziato questa storia portando avanti il progetto delle mele antiche con la nascita di nostra figlia. È stato veramente all'inizio un gioco per provare, per fare qualcosa di diverso. Adesso è un'attività che ci sta impegnando tutti i giorni, tutti e due. Assieme ai succhi ci siamo orientati anche sulle confetture, e dalle confetture siamo passati a un prodotto molto interessante, che è l'essiccato. Da questo siamo passati a fare degli infusi e di conseguenza siamo riusciti ad ampliare la gamma in pochi anni. Bisogna dedicarci non solo la giornata, a volte anche la notte, per riuscire a portare avanti certi progetti. Abbiamo iniziato con un antipasto a base di formaggi della zona, della fattoria Capramica, un produttore qui di Pinzano Tagliamento. Per quanto riguarda i vini, appunto, abbiamo degustato Piccoli Neri piuttosto che Sciaglin per quanto riguarda appunto l'aperitivo. Un altro dei piatti forti di quest'oggi, il coniglio di Gregorio Lenarduzzi, l'azienda a Fil di Tiere, con sede alle Stans, qui vicino in comune di Sequals, i cosiddetti cunicici, appunto una variante dei cevapcici a base di coniglio.
sono una mia invenzione brevettata che è la risposta friulana ai cevapcici. Oltre ai prodotti a base di coniglio propongo anche dei trasformati a base di cipolla, perché sono uno dei produttori custodi della cipolla di Cavasso della Valcosa, presidio Slow Food. Oltre a questo, tra i vari prodotti, sempre a chilometro zero, sempre prodotti interamente da me, c'è la composta di pere e zenzero, pesca e lavanda. Ho vissuto fino a 14 anni qua a Castelnuovo e poi ho dovuto emigrare come facevano un po' tutti, però mi è rimasto sempre dentro la passione, la voglia dell'ambiente più che altro, dell'orticoltura, della frutticoltura e purtroppo per esigenze non ho potuto farlo da giovane questo, però una volta andato in pensione mi sono ritirato qui su questa collina qua che era ancora dei nostri avi, mi sono fatto la casetta qua e mi sono dedicato alla coltivazione dell'orticoltura. Qua abbiamo recuperato diverse qualità di semi antichi che andavano scomparendo, seminiamo quello, seminiamo in modo biologico, sono quello che ha salvato le cipolla rosa della Valcosa. Ancora nel 1980 con un amico abbiamo recuperato questi semi qua, l'abbiamo portato fino adesso e questo è ormai un prodotto orticolo che è diffuso in quasi tutto il Friuli. Poi il cavolo broccolo friulano, abbiamo ancora sementi di una vecchia anziana che ancora in tempo della prima guerra mondiale andava in giro per i mercati a vendere semi e questo è il broccolo friulano, il cavolo broccolo friulano che cerchiamo prima o poi di divulgarlo un po' in modo che la gente venga a conoscerlo. Sono stato il primo a mettere giù gli ulivi a Castelnuovo, perché gli ulivi qua sono sempre stati, no? Poi è stato un periodo di freddo che li ha seccati. Qua tenevano più che altro per avere i rami per fare la festa dell'ulivo. Ci sono dei toponimi che si chiamano ulivar, deriva da ulivo naturalmente, così. Andavano a vendere i rami d'ulivo fino in Carnia durante il periodo pasquale. Noi abbiamo provato a metterli giù, l'olio che ne ricaviamo è un olio eccezionale, leggero, dolce, eccezionale per i pesci o per piatti un po' delicati.